Non tornerò a illustrare grafici, schemi e piani di intervento, perché è una discussione che abbiamo approfondito in Commissione e che delle volte dimostra anche la distanza siderale tra la discussione che avviene nei palazzi della politica e la realtà che le persone sperimentano e vivono sulla propria pelle. Vi faccio un esempio su tutti, per chi alle audizioni ci ha parlato del modello Veneto e della prevenzione da Covid nelle scuole. Avevamo un piano di intervento nelle scuole perfetto, tampone a tempo zero, 5 giorni, sintomi e non sintomi, tampone molecolare prima del rientro, perfetto. Io sfido chiunque di voi abbia figli che hanno frequentato le scuole in quei mesi, vi sfido a dirmi se davvero avete avuto la possibilità di fare il tampone al tempo zero. Nessuno. Le scuole sentinella sono un bellissimo progetto che è rimasto sulla carta, perché vorrei sapere a quante persone è capitato di frequentare scuole in cui si è svolto quel progetto. Allora, io vorrei che fosse chiaro che nessuno mette in discussione la preparazione teorica e l'impianto del sistema sanitario regionale e dell'impegno con cui si è affrontata la seconda ondata. Ma vorrei che fosse altrettanto chiaro che c'è una differenza siderale tra le intenzioni, tra i documenti, tra ciò che avremmo voluto fare e ciò che la realtà ci ha posto davanti, che è imprevedibile come imprevedibile la gestione del virus. E no, consigliere Valdegamberi, non è facile venire qua a discutere se 8.000 morti potevano essere evitati o meno. Non è facile per chi aveva la responsabilità di decidere, ma vi assicuro non è facile neanche per chi oggi ha la responsabilità di offrire un punto di vista. E io credo che il rispetto per il Presidente Zaia noi lo abbiamo sempre dimostrato, non facendo mai polemica, e vi sfido a dimostrare il contrario, durante i giorni drammatici, durante i giorni più drammatici. Forse il Presidente Zaia si sarebbe guadagnato un po' di rispetto venendo qua oggi, perché è facile fare il Presidente quando si devono prendere gli applausi, forse è meno facile fare il miglior Presidente dell'Italia quando c'è qualche critica da ascoltare. E perché, Presidente Brescacin, ho detto che molte delle audizioni sembravano seguire un copione ben scritto? Perché è successo un fatto clamoroso negli ultimi mesi, che ha visto la pubblicazione su alcuni quotidiani di alcune intercettazioni in cui il Presidente Zaia spiegava al direttore sanitario che aveva sbagliato, che non si doveva permettere di fare delle cose senza il suo permesso e delle cose che non avevano nulla a che fare con la gestione sanitaria. Perché il dottor Toniolo si era permesso di spiegare all'Università di Padova come doveva comportarsi rispetto al professor Crisanti. E allora, di fronte a queste cose, il dubbio che ci sia un rapporto insano, non corretto, non trasparente tra la politica e il funzionario pubblico che deve gestire il sistema sanitario regionale, ce l'ho io e infatti ce l'ha anche la magistratura. Certo che non è indagato, ma se voi pensate che nell'opinione pubblica passi il messaggio che è normale che il Presidente della Regione telefoni per rimproverare un direttore sanitario che si scusa per aver detto le cose che pensava senza aver chiesto il permesso al Presidente, io credo non sia un rapporto sano tra la politica e la dirigenza pubblica. Perché un conto è la funzione che i tecnici, consulenti, gli scienziati hanno a supporto della politica, un altro conto è la capacità che attraverso la libertà quei tecnici rendono credibili le loro affermazioni. Ora, su queste premesse, devo dire che il fatto di stare in zona gialla fosse un obiettivo politico del Presidente Zaia, un trofeo da esporre mediaticamente, non lo diciamo noi. Lo ha detto direttamente più volte il Presidente Zaia in conferenza stampa, quando diceva
dopo la giornata del test al Ministero della Salute, evviva si è rimasti in zona gialla. Lo ha detto il Presidente Zaia più volte, da aprile a ottobre, quando si è impegnato con le categorie economiche dicendo vi prometto che questa regione resterà in zona gialla. Non l'abbiamo detto noi che era un obiettivo, lo ha esplicitamente detto il Presidente. E lo ha fatto prima negando l'evidenza e lo ha fatto poi con le dichiarazioni stampa. Ora, io non sono uno scienziato e non sono neanche un medico, quindi approccio a tutte le questioni scientifiche, l'ho detto rispetto allo studio direttore, rispetto allo studio sui tamponi rapidi, con una certa laicità, diciamo così. Ma una cosa ho capito, basilare, proprio da terza elementare, che il Covid va a ondate, nel senso che la diffusione funziona come un'onda. Un'onda per partire deve avere un elemento che la innesca e per esaurirsi deve avere un elemento che la fa contrarre. È fisica, banale. Ora, se l'elemento che innesca l'onda è la contagiosità del virus, io vi chiedo qual è l'elemento che ha messo in campo la Regione del Veneto per contribuire a far contrarre quell'onda. Abbiamo detto e lo abbiamo riconosciuto che nella fase di minor diffusione le attività di tracciamento e di isolamento dei contagi positivi ha funzionato. E le USCA, e il potenziamento del personale, e il tracciamento, ma quando, e fin là, nessuno diceva niente, perché la situazione nel Veneto era uguale a quella di tutto il resto dell'Italia. La domanda che era oggetto della nostra discussione doveva essere: quando il tracciamento e l'isolamento non sono più stati sufficienti a far contrarre l'onda, quando è stato evidente per numeri di contagio, di ricoveri, di decessi, ma non lo dico io, lo dicevano tutti i giornali del tempo, era evidente che l'argine era rotto, che l'onda era diventata troppo alta per poter essere fermata con i tamponi antigenici, con l'isolamento, con l'inserimento dei dati nel file. A quel punto lì, quando serviva a prendere la decisione complicata, la domanda che ci siamo fatti è: perché in Veneto, in quel momento lì, e voi avevate gli algoritmi, abbiamo fatto riunioni su riunioni in cui Bottaccin ci spiegava che era il genio che aveva inventato l'algoritmo che ci consentiva di prevedere a distanza a che punto saremmo arrivati. Voi lo sapevate che con quei numeri di contagi, di ricoveri e di decessi la curva sarebbe salita. Allora io ho solo chiesto: perché di fronte a quella prospettiva lì non abbiamo fatto la scelta di utilizzare l'elemento più efficace, l'unico, ce l'ha insegnato la prima ondata, l'unico che avrebbe fermato l'onda, cioè il distanziamento. La prima domanda che ci siamo fatti è: perché non l'ha fatto il governo? Perché non l'ha fatto il governo? E durante le audizioni nelle commissioni d'inchiesta abbiamo scoperto alcune cose, perché la commissione d'inchiesta serve a questo. E abbiamo scoperto lì, dalle parole della Russo prima e di Gubian poi, che per 1 mese e mezzo l'inserimento dei dati non veniva fatto in maniera corretta. Non l'abbiamo detto noi, ce l'hanno detto gli auditi. E lì abbiamo scoperto che i famosi posti di terapia intensiva attivabili erano soltanto dei letti 6-7 ammassati, ce l'ha detto il dottor Rosi, nelle sale operatorie con appoggiati ventilatori, e l'ha dichiarato in audizione nella commissione che non ci sarebbe mai stato il personale per attivarli. E abbiamo fatto delle ipotesi per spiegarci perché non è intervenuto il governo. E poi abbiamo chiesto, e a questa domanda, guardate, nessuno ha risposto. Possiamo non essere d'accordo sull'RT, sui posti di terapia intensiva, va bene. Ipotizziamo che sono tutte fantasie della minoranza e che quindi gli indicatori erano giusti. Perché Zaia, il presidente Zaia, che in quel periodo faceva un'ordinanza al giorno, non ha scelto, di fronte a quei numeri, di chiudere, che secondo noi era ciò che bisognava fare in quel momento? E invece di rispondere a questa semplice domanda, avete scelto soltanto di tentare di smontare i nostri argomenti. Allora dovete avere la coerenza di dire che secondo voi, e chiudo, guardi, faccio di seguito l'intervento finale, se questo è il problema, dottor Valente.
Tu non hai l'intervento finale perché non sei correlatore. Porta pazienza. Decido io. Grazie Presidente. Chiudo il ragionamento allora. Chiudo il ragionamento. Come ho fatto per gli altri. Allora io vi chiedo perché non siete però intervenuti. Però invito a chiudere, non andiamo... Sì, no, certo. Però interverrò anche dopo. Perché non abbiamo chiuso? Allora, delle due l'una. O mi dovete dire che secondo voi non c'era nessun motivo per chiudere, ed è una posizione. Mi dovete spiegare, allora, che secondo voi 8.282 morti in quei 5 mesi erano la mortalità fisiologica. Grazie, collega. Se invece non ritenete quel dato fisiologico, dovete darci un'altra motivazione. A questa semplice domanda non ho trovato alcuna risposta, né nella relazione della Commissione, né tantomeno negli interventi di oggi.